20:10, buonasera, ben ritrovati in diretta su Antena 3, la nostra trasmissione dell'attualità. Come sempre si vota cosa cambia, il titolo che abbiamo scelto questa sera come provocazione. Diamo subito spazio ai nostri ospiti anche perché siamo alcuni minuti in ritardo. Per cavalleria saluto e ringrazio Gigliola Scatolin, che è segretario del PD metropolitano a Venezia. Buonasera Scatolin. E Simone Scarabella, che invece è consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Bentrovati. Allora, quali novità per quanto riguarda la legge elettorale? Cosa significa? L'accordo potrebbe arrivare nell'arco di qualche ora, anche perché domani si comincia a discutere proprio di legge elettorale poi nei rami del Parlamento. Tanto lei segretario era insieme al ministro Madia, che era nelle nostre terre fino a pochi minuti fa, no? Sì, Credo. certo, era a Milano a incontrare i nostri sindaci. Beh, è venuto a dire quanto importante sia una pubblica amministrazione snella e digitalizzata, e su questo magari potremo anche essere d'accordo col Movimento 5 Stelle, perché ci siano delle risposte ai cittadini in tempi rapidi, in tempi certi, e soprattutto pensiamo anche a chi deve investire nel nostro territorio, conoscerli questi tempi, che obiettivamente è sempre un punto di domanda. Cosa c'è in ballo con questa tornata elettorale? E parlo delle amministrative ovviamente tra pochi giorni. Beh, per quanto ci riguarda c'è molto in ballo, 9 comuni al voto, dove nel veneziano, io sto parlando del territorio metropolitano, dove come PD metropolitano ci siamo posti, direi in una maniera nuova, innovativa. Lo slogan era amministrare bene, coinvolgere più persone possibili, ampliare il più possibile le nostre alleanze sulla base dei programmi e dei valori, ma soprattutto sulla base del tipo di risposte che si vogliono dare ai cittadini in quel determinato territorio. 9 comuni al voto, lasciatemelo dire, candidiamo 4 donne, che per noi insomma è una cosa importantissima. Oggi anche con il ministro Madia la presenza femminile era importante diciamo anche come storia e come competenza, nonostante abbiamo anche delle candidate molto giovani. Sto pensando a Salzano, Sara Baruzzo, giovani insomma, trentenni, ecco, non navigate. Non possiamo citare, se no dobbiamo citare tutti, poi scusate, segretario, che sennò dopo per la par condicio ovviamente è un macello. Noi dobbiamo rispettarla, i giornali no, ma noi dobbiamo giovani ma molto brave, molto preparate. Ecco. Siccome si dice la TV ha la par condicio perché davvero le persone guardano la TV e può influenzare il voto, certo. I giornali non ce l'hanno, quindi per il sillogismo. Senta, una piccola rivincita. Scarabelli, quello che le volevo chiedere invece, poi torniamo a fare questa domanda al segretario. Cosa c'è in ballo con questo voto, secondo lei? Perché tanto il giorno dopo, ovviamente seguiremo in diretta anche le elezioni locali per raccontare ovviamente dalle grandi città ai comuni più piccoli quel che succede domenica sera, ma il giorno dopo diremo è un segnale a Roma, lo è, non lo è, che cosa vuol dire per Renzi segretario, per la coalizione di centrodestra? Sì, come al solito il giorno dopo si farà il toto sondaggi, il toto numeri, cercare come andrete voi? Sì. Insomma. Qua in Veneto c'è comunque un punto particolare, perché ci ripresentiamo in 2 comuni dove ci sono stati i primi sindaci d'Italia, Sarego e Mira, e quindi quello è interessante vedere appunto se saremo riconfermati, come ci si augura, e saremo valutati sui 5 anni di amministrazione. Alvise Maniero lasciato per essere candidato in Parlamento? Ma no, per essere candidato in Parlamento non credo, semplicemente è stato uno dei sindaci più giovani d'Italia, un bambino da poco, e credo che voglia godersi anche un po' la famiglia. Sì, la famiglia, cioè comunque fare il sindaco, soprattutto, lo sappiamo benissimo, in comuni anche così complicati non è affatto semplice, è un impegno costante, ancora di più secondo me del parlamentare, del consigliere regionale, e quindi 5 anni sembrano pochi, perché tanti ci dicono ma solo 2 mandati, però anche uno fatto bene è impegnativo, quindi... Può essere già il banco di prova per il nuovo segretario regionale, anche i primi effetti, diciamo, del cambio dei vertici per quanto vi riguarda, no? Cambio di marcia, lo citava lei prima. Sì, cioè un cambio di marcia c'è stato, chiaramente il nuovo segretario regionale è appena insediato, adesso poverino non carichiamolo di cose che erano già partite. Certo che ci sono comunque alcune partite molto interessanti, avete richiamato Mira,
dove per me, scusate, è una delusione che la novità del 5 Stelle non porti continuità a questo famoso progetto che doveva portare avanti. Dovrebbe durare nella logica 10 anni, lei dice invece dopo 5 Maniero lascia. E questa critica della politica ci voleva un minimo la disponibilità al secondo mandato, che non c'è stata. Mi sembra che si ripropongono solo 2 della vecchia amministrazione, per cui di fatto si lascia il campo. Bene, noi siamo pronti, anche perché siamo pronti con un progetto nuovo. Non è che cambiare persone significa abbandonare il progetto, altrimenti in Parlamento, come ci auguriamo con la nuova legge elettorale, ci sarà un bel ricambio, significa che non si sa più quello che c'è stato prima. Cioè dice le persone sono solo uno strumento? Sì, per noi, locale, per un nostro e i progetti, lasciare del tutto appunto è comunque un po' contraddittorio rispetto ad alcuni discorsi che a volte si sentono dal Movimento 5 Stelle. Non è che Spatria al viso, insomma, sarà sempre là nei paraggi in caso di bisogno, in caso di appoggio esterno? No, di appoggio esterno, perché non è... Però insomma noi siamo costantemente collegati, purtroppo, per fortuna, con queste nuove tecnologie, quindi veramente la persona fisica ormai sì ha la sua importanza nei rapporti umani, per carità, nulla toglie questo, però anche cambiando le persone il progetto, quando è buono, va avanti anche da solo, quindi noi pensiamo questo su me. Beh, invece siete d'accordo su tutto il resto, no? Perché se poi c'è la legge elettorale, no? Si dice PD, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, adesso diciamo le novità, ma insomma siete tutti d'accordo, anche la Lega Nord poi... Beh, diciamo che questa è la grande novità, aver trovato oggi in commissione l'accordo PD, Lega, Forza Italia, Movimento 5 Stelle è una grande novità, e siccome stiamo parlando delle regole del gioco e siccome si è sempre detto il PD si fa le cose da solo a colpi di maggioranza, diciamo che questa volta il PD aveva delle sue proposte, le ha riviste, si è confrontato, le ha cambiate, perché noi, dopo la sconfitta del referendum eravamo per il Mattarellum, l'abbiamo rivisto, siamo arrivati a delle mediazioni e adesso non si può dire che le cose non le stiamo facendo con la maggioranza per quanto riguarda perlomeno la definizione delle regole. Tra l'altro su questo devo dire che è assolutamente un passo importante anche da un punto di vista istituzionale, di maturità istituzionale. Sul risultato io ritengo che comunque oggi non possiamo dire quale sarà quello definitivo. No, beh certo, intanto giusto per ricordare, intanto sono calati i collegi, giusto, da 303 a 225, mi pare che si cita, siano gli stessi del Mattarellum. Poi un intervento sul tanto vituperato capolista, il capolista bloccato, chiesto da voi se non ricordo male, con la vittoria nel collegio uninominale, definiamolo così ovviamente, che non va al capolista del bloccato ma va a chi prende ovviamente più voti, che può essere il primo a passare, diciamo che deve essere il primo a passare, anzi un tentativo di sopperire alla mancanza di preferenze, anche se noi speriamo che comunque alla fine, ripeto, nulla è ancora definitivo, che alla fine ci saranno anche le preferenze. Comunque se ci saranno, come sembra esserci, delle schede elettorali dove c'è il simbolo del partito e accanto 1 o 2 nomi da votare, alla fine la preferenza appare superflua. Il fatto di aver tolto i capilista bloccati è un bello smacco per quei segretari di partito che speravano di disegnare a priori il futuro Parlamento. In questo modo i cittadini avranno la possibilità di esprimersi ognuno nei propri collegi. Segretario? Beh, assolutamente io lo trovo comunque positivo. Teniamo presente che una legge elettorale è tra le cose più complicate che esistono a questo mondo, perché stiamo parlando di trasformare dei numeri in rappresentanza, perché appunto noi abbiamo un sistema democratico di tipo rappresentativo e quindi c'è una formula molto complicata in questo passaggio. E tutte le scelte hanno dei pro e dei contro. Il tema delle preferenze, come sappiamo tutti, c'è più il tema dell'investimento economico per chi può permetterselo, c'è il tema della corruzione in particolare in alcune aree del nostro paese, d'altro canto ha certo una possibilità di maggiore scelta. Mi pare di capire che quello che è uscito oggi, i primi ad essere eletti saranno chi vince nei collegi uninominali. Successivamente i listini bloccati, che comunque sono brevi, è stata anche aumentata di una circoscrizione, mi pare da 27 a 28, e successivamente si ritornerà poi alla definizione del rapporto, insomma,
al numero di voti ottenuti nei collegi uninominali. Quindi questo passaggio il primo, al proporzionale e poi di nuovo agli... Questo si dice ovviamente che sia invece una legge che favorisce i partiti grandi. Cioè i veri sfidanti grandi... siete voi, quindi PD Movimento 5 Stelle, o è foriero di un futuro possibile accordo, perché si dice invece che loro abbiano già l'intesa con Forza Italia, no? Alla fine il favorire i partiti grandi cosa si traduce nel limite dello sbaramento del 5%? Questo è fondamentale, non il 5%, uno sbaramento più grande non ci sarà, ma il premio di maggioranza, mi scusi, su questo bisogna dibattere o no? Non si sta parlando adesso di premio di maggioranza, si va verso un proporzionale molto secco, molto puro. Lo sbarramento credo sia comunque un minimo, perché comunque non può esserci una frammentazione dei piccoli partitini, che poi sono quelli che storicamente hanno fatto cadere grandi governi, cioè ricordiamoci Mastella, per non parlare di Bertinotti, cioè percentuali da prefisso telefonico che però potevano veramente manipolare il futuro di un governo. Questo viene tolto e si va verso appunto un proporzionale secco. Prima si diceva che appunto c'è un gran dibattito su questa legge elettorale, ce n'è stato tanto negli anni precedenti. Io sono uno di quelli, da un punto di vista personale, che sente la mancanza della legge elettorale in Costituzione. Perché? Perché secondo me non dovrebbero essere i parlamentari e i partiti a disegnarla, dovrebbero essere i cittadini. Quindi se quella volta fosse stata stabilita in Costituzione, i cittadini potevano andare, come siamo andati al voto il 4 dicembre, a dire: questa legge elettorale la volete cambiare, mi va bene o non mi va bene. Perché secondo me quello è il vero strumento dove si gioca la democrazia in Italia. Siamo andati a votare più e più volte con leggi elettorali che poi sono state giudicate incostituzionali. Il nostro obiettivo principale questa volta è andare a voto con una legge finalmente costituzionale dopo 12 anni che non viene modificata. Questo certo, anche per un intervento successivo. Forse per questo adesso non si parla più del premio di maggioranza, perché sennò si rischia l'intervento rispetto a quello che fa. Resta una legge ordinaria, non è una... di rilievo costituzionale, certo. Non lo è. Se passava il referendum sappiamo che c'era la possibilità di chiedere preventivamente il parere della Corte Costituzionale. In questo caso non sarà, però ci sarà sempre comunque la possibilità eventualmente di qualcuno di chiedere la valutazione. Certo è che io ritengo che siamo ritornati a un proporzionale, è cambiato il panorama politico rispetto anche quando il PD insisteva molto col maggioritario. Noi restiamo del parere che sarebbe stato meglio una maggioritario puro, no? Voleva un premier. Abbiamo molto premuto su questo, non è stato possibile, abbiamo preso atto di questo e stiamo andando avanti cercando comunque la legge che renda nel panorama che è di fatto non sono più due poli ma sono tre, panorama politico italiano, la legge migliore. E quindi so che ci sono stati che hanno la legge elettorale all'interno della loro Costituzione, però io se penso a come sta variando anche nel tempo il panorama politico, direi che comunque una legge elettorale va sempre un pochino adattata ai tempi. Dopo che andrebbe fatta bene, magari che non si scopra successivamente che sono leggi incostituzionali come il Porcellum. Insomma, di Alfano invece che dice? Perché ovviamente lui ha detto accetto la sfida della soglia del 5%, lo sbarramento al 5%, ma facciamo i conti nei giorni scorsi. Di fatto è stato l'unico ad essere sempre ministro negli ultimi 10 anni, credo, da Berlusconi in avanti, a parte Monti, ovviamente il governo Monti, ma l'unico ad essere sempre ministro. Mi viene da sorridere perché ho visto un post molto simpatico in Facebook che dicevano: Alfano non arriva al 5% neanche se resta in carica tutta la notte. Allora io questo non lo so. Come un telefonino. Come un telefonino. Ho capito. Io questo non lo so, nel senso che adesso, al di là delle sorti di Alfano, che voglio dire, io personalmente prendo anche atto della sua realtà politica. Tuttora compagno di governo per voi. Fino a questo momento bisogna assolutamente prendere atto di questa cosa. Molte cose del governo di Renzi e successivo di Gentiloni sono state fatte grazie anche ad Alfano. È vero che io sono assolutamente convinta che la soglia del 5% serve, perché noi non possiamo essere sempre sotto scacco delle dittature delle minoranze, perché poi con pochi voti riescono comunque a guidare le scelte di molte e molte persone. Per cui questa soglia del 5% che sia rimasta è, a mio avviso, il minimo. La vorreste più alta la soglia di sbarramento?
Ma credo che il 5% possa anche andare bene, cioè comunque non è una soglia né enorme né misera, quindi credo che sia proprio una soglia. Poi a noi il numero 5 comunque sta simpatico e quindi credo che possa Vabbè, certo, restare anche così. Sarebbe interessante anche prevedere che poi successivamente dopo il voto, il giorno dopo, non ci siano invece dei movimenti come c'è stato durante questa legislatura, che abbiamo visto parlamentari cambiare gruppo politico veramente più come la camicia, cioè, per non dire altro. Quindi sarebbe interessante il anche vincolo di mandato si sì, diceva, sì. no? Mi pare fino a pochi mesi fa. Allora credo ci sia la pausa, non so, fammi sapere Tony, ci fermiamo adesso altrimenti proseguiamo noi. Ok, allora lasciamo un minuto di pubblicità e poi passiamo insieme un altro quarto d'ora, tra poco. Allora, torniamo in diretta con 20:10. Segretario, la cosa che le volevo chiedere, vista anche la cronaca ormai delle ultime ore, visto la presa posizione molto forte di Theresa May in Inghilterra, quanto il tema del terrorismo e quindi legato anche nel ragionamento veloce che fanno forse gli elettori a quello dell'immigrazione può irrompere in questa campagna elettorale? Anche dei sindaci, ovviamente, dico. Il sentimento della paura inevitabilmente incide sul voto, è sempre stato così, però dobbiamo assolutamente non lasciarci influenzare. Guardate quello che è successo a Manchester, a Londra, ma dopo quello che è successo a Milano, cioè che comunque siamo ormai dentro la psicosi del terrorismo, perché lì 1500 feriti senza un motivo concreto, vero, dimostrano quanto siamo allerta. Mi hanno fatto ricordare in questi giorni, quando io ero piccola, l'era del terrorismo, insomma, delle Brigate Rosse o del terrorismo di destra, dove abbiamo vissuto questa paura perché si colpisce l'innocente. È una guerra in cui colpisci l'innocente, crei paura e attraverso la paura diminuisci i diritti delle persone, aumenti le forme di controllo. Questo è il rischio che stiamo correndo, al quale non dobbiamo cedere. Guardate, Trump subito fa il suo tweet per salvare la sua politica di non entrata dai paesi stranieri di persone islamiche e sì, dopo però non dice che sta sovvenzionando l'Arabia Saudita con armi, perché magari di questo non fa il tweet, no? Per cui serve assolutamente, io credo oggi più che mai, di fronte a un panorama che quando vivevo da bambina era italiano, oggi è internazionale, noi abbiamo bisogno di una politica e di persone di elevata capacità, in termini di strategie, in termini di lotta ad un terrorismo che è un terrorismo internazionale, che richiede forme di collegamento internazionali, perché le persone passano, perché la tecnologia, perché il web oggi rende tutto anche molto più veloce e meno controllabile. E questa è forse la cosa più che mi preoccupa, perché vedere un presidente dell'America come quello che abbiamo visto, o se mi permettete, a me ha molto intristito anche la foto del nostro governatore di questi giorni, perché mi sembra... il giocatore dell'Inter? Sì, mi sembra un gioco dove si vuole fare il make-up, perché io non posso incentivare per anni e anni e dopo, nel momento che magari prospetto una carriera politica più istituzionale, aspetta che adesso faccio un'operazione di marketing e mi faccio vedere anche che sono Allora adesso sentiamo la sua replica. Tony, riusciamo a trovare il servizio sabato da Treviso, appunto, quando abbiamo sentito Luca Zaia proprio su questa polemica, così lo riguardiamo insieme anche. Scarabelli invece, vicenda terrorismo? Ma anch'io sono rimasto abbastanza sconcertato a vedere le immagini da Torino, più che altro perché non riuscivo a cogliere, appunto, come sembra anche da chi sta indagando su questo caso, nessun elemento, nessun boato, nessun fattore che potesse scatenare quel panico. È ancora peggio però. È ancora peggio, sì, perché vuol dire che la fobia ormai è dentro di noi, cioè, in qualche maniera hanno vinto. Siamo cresciuti fin da piccoli, da scuola, poi nei luoghi di lavoro, se succede un'emergenza ti dicono sempre niente
niente panico, là un non nulla e appunto 1500 persone sono rimaste ferite, schiacciate, calpestate da una folla impazzita. Questo è veramente fa pensare e dobbiamo agire più che altro però su noi stessi, cioè veramente se dovessimo trovarci in quelle situazioni veramente cerchiamo in ogni modo di mantenere la calma e di guardarci attorno prima di iniziare a correre verso dove, cioè, cerchiamo appunto di avere autocontrollo, altrimenti questo potrà ripetersi. Vi faccio vedere che cosa ha risposto ai nostri microfoni Zaia, quella polemica che adesso citava Giro Scatolin, vediamo. Non è la prima foto che faccio con una persona di colore e a questo punto non sarà neanche l'ultima, a maggior ragione. La sfida del governatore del Veneto ai leoni da tastiera. Capita anche al numero 1 di Palazzo Balbi di averci a che fare, soprattutto quando sul suo profilo Facebook posta una foto con un giovane ragazzo di colore incontrato a Santa Lucia di Piave. Isaac Doncor, giocatore di colore dell'Inter in prestito al Cesena. Abbraccio e sorrisi, peccato che poco dopo piovano una valanga di commenti tra il razzismo e gli insulti. I più gentili sono "ma sto qua è appena arrivato con il barcone dall'Africa, altro che Inter", o "sembra sbarcato da un gommone", e che se la prende con Zaia, "pare un profugo", è scritto, "perdi punti". Il razzismo deve star fuori dall'ospitalità dei miei social, ma soprattutto non si possono tollerare dichiarazioni razziste. O chi lo taccia di ipocrisia, fai la foto per motivi elettorali. Di disperati ce ne sono tanti in giro. Anche perché, dice Isaac Doncor, è un esempio di integrazione. L'ho fatta volentieri, la rifarei 1000 volte, è un calciatore, ha il tesserino dell'Inter, fa il calciatore professionista, si è integrato, è qui dal 2003, ha 23 anni e ai genitori che lavorano qui si sono integrati, è cittadino italiano, non vedo cosa ci sia da commentare, è solo perdita di tempo. Insomma, le questioni sono e rimangono separate. Resta ferma la nostra posizione rispetto a questi flussi migratori che contestiamo, anche perché 8 su 10 non sono profughi, non scappano dalla morte e dalla fame. Ma questo non c'entra niente con il rapporto che noi dobbiamo avere con i migranti e con chi viene da fuori, con i quali dobbiamo avere un rapporto che deve essere franco e soprattutto corretto. A loro dobbiamo chiedere il rispetto delle regole e il rispetto delle nostre leggi e delle nostre identità. Quando c'è questo non capisco per quale motivo qualcuno voglia ancora fare commenti. Così il segretario tra l'altro è venuto Minniti nei giorni scorsi a sostenere un candidato a Padova per la campagna elettorale dicendo: se i sindaci rispondono io chiudo Bagnoli. Chiaro, Bagnoli poi significa anche tutta quell'area che conosciamo molto bene sul fronte migranti. Cosa dice anche della risposta di Zaia? Dico che è marketing e io non lo tollero più il marketing della politica nella situazione in cui ci troviamo, economica e sociale, anche se siamo in leggera ripresa. Io ho sentito con le mie orecchie dichiarare Luca Zaia: ma se arrivano degli stranieri, lui ha detto basta non ci rubino il lavoro. Beh, qui abbiamo un giocatore che ha tolto un posto ad un possibile italiano e i genitori ha detto sono integrati, lavorano, e questi adesso vale perché ha cambiato strategia. Allora io dico a tanta brava gente, anche probabilmente che sono impegnati nelle loro fatiche quotidiane, nella ricerca di un lavoro, nella difficoltà che si ha in alcune situazioni rispetto alla sicurezza, non li vai a sobillare nel momento in cui ti fa comodo, adesso perché devi partire probabilmente per un altro percorso politico, facciamo il make up, bella la fotina e questo non ci ruba più il lavoro. Perché io me le ricordo le cose. Allora credo che dalla politica, nonostante le posizioni diverse, e su alcune cose io condivido alcune scelte di Zaia, governatore, guardate che io di nessuno butto via tutto, perché ho le mie idee, ho la mia appartenenza, ma so ben cogliere quando viene del buono dalle altre parti. Però ci vuole assolutamente più etica in politica, perché io le cose me le ricordo, tu non puoi dirmi una cosa, il giorno dopo dimmene un'altra, o perlomeno me la contestualizzi. Ho cambiato idea perché mi sono reso conto di, oppure è cambiato il contesto. Scarabelli? Ma qua noto una leggera affinità magari con Poletti, perché il calcio può essere un acceleratore non solo per trovare lavoro, posti di lavoro, ma anche per trovare la cittadinanza, sembra in questo caso, e anche le simpatie di Zaia. Ma vabbè, a parte la battuta, cioè, credo che
l'integrazione sia assolutamente necessaria. Se può venire anche dallo sport, ben venga. Mi ricordo anni fa che sentivo per radio che c'è un'intera squadra italiana che vestono quei colori italiani di origine pakistana che giocano a cricket, uno sport che da noi non è molto praticato, ma questi non hanno comunque la cittadinanza, sono figli appunto di pakistani e di gente di quelle zone di seconda generazione, anche se giocano nella nostra nazionale non hanno ancora la cittadinanza, questo almeno fino a qualche anno fa. Che lo sport possa essere come veicolo di integrazione ben venga, basta appunto non passare dalla notte al giorno come... Volevo tornare alla paura, perché prima hanno sottolineato bene anche Scarabel quel che è successo a Torino, insomma notizia poi di questa sera che per gli eventi all'Arena saranno messi in New Jersey anche, insomma, quindi all'Arena di Verona. Questo significa davvero aspettarsi, temere il peggio, insomma, nel nostro paese, e per cui l'allerta deve restare davvero alta, perché si dice che la nostra intelligence sia la migliore, si dice che si riesca sempre a evitare il peggio nel nostro paese, ma la preoccupazione e l'allerta deve stare al massimo. Visto quello che è successo a Torino, hanno vinto loro nell'instillare il terrore in noi o no? Allora, sicuramente è passata questa percezione della paura, però dopo facciamo anche attenzione, perché a Torino c'è stato il panico nel momento che è partito un allarme, non sappiamo di che tipo, sicuramente non fondato. Poi molti feriti sono arrivati dal fatto che c'erano vetri in una zona dove non dovevano assolutamente esserci, certo. E obiettivamente qui dobbiamo capire che noi, leggevo oggi, non vorrei ricordarmi male, ma nell'incontro che ha fatto Minniti parla di 1700 eventi che devono essere tenuti sotto controllo in tutta Italia nella prossima estate. Chiaramente è mostruoso. Che è una cosa certo. assolutamente mostruosa, quindi prima di tutto anche organizzare bene quando ci sono eventi con molte persone, perché qui in questo caso sì, è vero, è stata la paura, ma è stato anche il fatto, una cosa gravissima, che ci sia vetro dove ci sono migliaia di persone, perché gran parte delle persone sono state ferite da questo. Mi dicevano, io ho letto perlomeno che controllavano gli zaini di chi entrava, ma dopo in realtà sono entrati i venditori di birra, e per cui lì qualcosa non ha funzionato. Se penso all'evento di Treviso degli alpini, che è andato perfettamente, però credetemi, c'è gente, anche il pronto soccorso, tutti i sistemi di sicurezza che ci hanno lavorato da mesi perché tutto andasse benissimo. Poi probabilmente questa stessa bottiglia rotta anche dai ragazzi. Su Torino ci sono stati due livelli, uno questo stato di paura in cui abbiamo iniziato, a cui non dobbiamo cedere, perché sennò hanno vinto, perché altrimenti hanno vinto, insieme a un lavoro di intelligence e quindi assolutamente di controllo del terrorismo, che attenzione, ci sono alcuni casi, sto pensando anche alla Francia, sono dei disagi che nascono lì, sono già persone di seconda generazione, non sono arrivati, magari fanno qualche viaggio nei paesi di origine per probabilmente, non lo so, iniziatici o per di collegamento, però e dopo c'è l'aspetto nostro, che quando ci sono grandi eventi dobbiamo comunque anche saperli organizzare bene. Scarabel? Sì, io credo che comunque i fatti di Torino possano appunto averci dato l'esempio di cosa può succedere quando appunto c'è la perdita completamente del controllo, quindi secondo me deve esserci proprio un'unica cosa positiva. Adesso ci siamo resi conto di cosa significa il panico da folla, e se dovessimo trovarsi in quelle situazioni, ripeto, mantenere sempre la calma. Ovviamente qualcuno che possa fare un evento, diciamo, pensare una stupidaggine di questo tipo, sì, sarebbe veramente un paradosso, arrivare, lasciamo stare creare il peggiore degli scenari, urlo, ma creare il panico, visto quello per gioco, quello che è successo, anche perché poi si viene perseguiti in maniera pesantissima, questo bisogna ricordarlo. Procurato allarme. Esattamente, e quindi io temo, ovviamente, in una società in cui raccontiamo dei selfie della Blue Whale, quello che possono fare altri svitati. L'emulazione. Allora, grazie a Giuliano Scatolin, a Simone Scarabel per questa chiacchierata stasera. Ovviamente l'informazione su Antena 3 continua, ora c'è il telegiornale del Veneto, non dimenticatelo, domani mattina la rassegna stampa come sempre insieme a Fabio Fioravanzi a partire dalle 6:30. Grazie, buona serata. Buona serata a tutti.